Ciao a tutti, buongiorno. Rieccomi qua a preparare l'impasto come vi ho già detto nel video precedente per la ricetta sarda dei culurgioneddus dulcis di riscotto, appunto i culurgioni dolci di ricotta di pecora, bella saporita. Potete utilizzare anche la ricotta vaccina, ecco, però è meno saporita, comunque più leggera, ecco. Noi preferiamo quella di pecora. Ho pesato 500 grammi di semola di grano duro, eccola qui, io uso quella sarda e la verso sulla ciotola della planetaria. Ecco qua, poi questi sono 75 grammi di strutto ammorbidito e vado a versarlo nella ciotola. Ecco qua, 3 ingredienti: semola, strutto e acqua. Acqua quanto basta, io ne ho misurato 250 ml, poi vediamo quella che riceve, gliela verso piano piano in modo tale da ricevere proprio la quantità giusta. Adesso vado a versare l'acqua piano piano, ne verso un po', ecco qua, e ora vado, me la metto qui per comodità, e ora vado a impastare piano piano in modo da sciogliere lo strutto. Aggiungo altra acqua, così. Ecco qua, io continuo così e ci vediamo dopo. Ecco qua, l'impasto è già bello pronto, bello così. Ho ricevuto 200 ml di acqua, me ne sono avanzate 50 ml, quindi 200 ml circa, comunque un bicchiere d'acqua. Ecco, e ora vado a toglierla. Guardate un po' che bella. Ecco, sposto la planetaria. Ecco qua, bella morbida e compatta. Non aggiungo neanche altra farina per la lavorazione, perché lavorandola comunque nel marmo mi permette appunto di lavorarla bene, come piace a me. La continuo così per un po', per qualche minuto, e quindi poi dopo la avvolgo nella pellicola e la lascio riposare fino a questo pomeriggio per poi realizzare i culurgioni dolci di ricotta. Ecco, deliziosa ricetta sarda. Questi li faceva la mia mamma, ora non c'è più e a me è rimasto tutto ciò che lei preparava di buono e io le stavo sempre vicino ad osservarla, ma anche a mangiare, ad assaggiare. Sì, mi rimproverava, però lei era felice che io gli stavo vicino. E poi crescendo ci ha anche insegnato tante cose a me e anche a mie sorelle. E tutto ciò fa parte dei ricordi belli. Ecco qua, il panetto è pronto. Ora formo una bella palla. È liscio e sodo, bello. La semola di grano duro è la più indicata, però si può utilizzare anche la semola rimacinata. Ecco, rimane più sottile,
però questa comunque va benissimo. L'ho trovata, non è sempre che la trovo, però oggi l'ho trovata. Va bene, ora la avvolgo nella pellicola, così. Ok. E la lascio riposare fino a questo pomeriggio. E poi andiamo per la preparazione nel prossimo video con la preparazione dei culurgioni dolci di ricotta. Va benissimo, io vi saluto con un bacio e un abbraccio e ci sentiamo appunto per la preparazione, per la realizzazione dei culurgioni dolci di ricotta. E baci a tutti, a presto, questo pomeriggio. Ciao, baci baci!